C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati, Centro Anch'io speciale C'era una volta, un nuovo appuntamento sempre qui al Museo della Civiltà Contadina. Ciao Federica, ben trovata. Ben trovato a te, caro. Tutto bene? Benissimo. Il nostro programma piace ai giovani e anche a chi più giovane non è, per questo abbiamo Carlo. Siamo sulla stessa barca, Federica. Esatto. E oggi non siamo sulla barca, ma oggi siamo in un campo da gioco, che è questa, una palla di legno. Perché? Perché vi raccontiamo i birilli. li Eccoli ricordate qua. i giochi una volta, e poi il birilli ancora è in uso, per carità, magari Sì. di altro materiale. Oggi sono di plastica, poi quelli del bowling vero e proprio. Il bowling, una Quelli volta erano fatti così, insomma. legno. Eh sì, erano dei piccoli pezzi di legno con Sagomati. delle basi circolari e tornite che venivano poi abbattute con una palla Di sempre legno. di legno. Erano fatti con del legno dure, che Sì, sia sì, di sì. quercia, noce, Di che noce, di sia. quercia. Questi ovviamente in dotazione al museo sono un po' vecchiotti, sono quelli originali, infatti sono anche un po' tarlati, vedete che ci sono le tane, sì. sono mangiati giustamente, sono stati fissati su una base normale, però ovviamente dovete immaginarli liberi e disponibili al gioco. Va bene, quindi è inutile tirare la palla, tanto non casca. Sembri un birillo anche tu, Sembra- che è del birillo. Vediamo ora in centro come sono andate le cose sulle interrogazioni, sugli oggetti appunto in uso una volta. Qui in via 10 giornate alla scoperta di un oggetto in compagnia del signor Moreno. Lei Moreno è bresciano? Assolutamente sì, del Carmine in modo Storico proprio. Ma che cos'è sto coso che stiamo vedendo? È un po' particolare, guarda, c'è tipo un soffietto, c'è una specie di imbuto, ma non saprei proprio, nonostante mia mamma sia i miei siano dei contadini, ma non, compreso anche quelli di mia moglie, non saprei proprio dove. questo Moreno è un solforatore, è uno dei tanti solforatori, cioè non Per è le vigne. esatto, per le viti, perché per attaccare i parassiti si preparava questa soluzione, questa miscela antiparassitaria, e poi veniva irrorata sulle viti in primavera per impedire che i Ho i parassiti. brividi per questa cosa qua, Davvero. davvero. Qual è il nome corretto? Trais o Soffiet del Solfer? Secondo te, Moreno? Per me è Soffiet del Solfer. Del Solfer, sì, perché la Trais invece Esatto. Trais, è la mangiatoia praticamente, è la zona dove si metteva il cibo per le... mi sta facendo venire i brividi, quindi Trace ho trovato qualcosa di importante. Va bene, dai, un po' di nostalgia, grazie. Grazie, arrivederci. E bravo il nostro Moreno. Bravo Moreno con il suo soffiette, cioè con il nostro soffiette, insomma. Va bene, allora guardate qui, questa è la macchinetta defilà che noi abbiamo messo qui un po' in alto, ma in realtà andrebbe appoggiata a terra e azionata con il movimento del Con i piede. piedi, La bravo. ricordate? Forse per qualcuno Perché di tu voi. la ricordi? No, Ah. è la prima volta che la vedete. Allora, la cosa è un po' complessa, cioè no, qua è semplicissima, questa è la fase finale della lavorazione Esatto. della lana. La fase iniziale consisteva nello sciogliere i batuffoli Desfantà. Desfantà. Sì, Cioè- dai, non fare il cittadino. Desfantà la lana grezza. Ecco. Le donne prendevano, iniziavano ad attorcigliare, perché Sì. i fili della lana vanno attorcigliati, venivano messi su questi Fusi. Ecco, arrotolati, bravissimo, qui arrotolati per posizionati. bene. E poi, guardiamo, Poi, stai attenzione, attento. mentre si parlava un po', Sì. si discorreva, magari si diceva qualche preghierina, durante la stagione invernale all'interno, durante la stagione bella all'esterno, si azionava questa macchinetta defilà per avvolgere Sul il gomitolo, filo. per farlo diventare, scusami, Eccolo un qua. gomitolo. Per farlo diventare un gomitolo, quindi si fa è il gamesella. È il gamesella, il gomitolo. E voilà, la macchinetta defilà solo a Centro Anch'io speciale C'era una volta. Che, mamma mia, alla prossima, ciao, grazie. Ciao. C'entro anch'io.